Fabrizio Di Paola, intanto la domanda più elementare: perché ha deciso di scendere in campo? Ma ho deciso di scendere in campo al termine di un lungo percorso che mi ha visto presente al Comune per 3 consigliature, avendo anche ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Comunale e quindi avendo maturato una esperienza sulle questioni di natura amministrativa ma anche politica che riguardano la mia città, esperienza che voglio mettere al servizio del territorio e dei miei concittadini. A Sciacca in questo momento la situazione è molto delicata, come tutta la provincia agrigentina si sta vivendo un periodo molto difficile, ma cosa occorre fare? A Sciacca la situazione è molto delicata sia perché, come tutti gli altri enti locali, viviamo un periodo di difficoltà e di crisi economica, ma devo dire che a Sciacca è ancora più problematica la situazione perché noi veniamo fuori da 3 anni di cattiva amministrazione, quella guidata dal sindaco uscente Vito Bono e dalla sua coalizione, che per 3 anni hanno dimostrato una grande conflittualità e una incapacità di natura amministrativa, che ha creato una serie di problemi come ad esempio lo sforamento del patto di stabilità, oltre che una serie di inefficienze nella amministrazione sia ordinaria che straordinaria. E oggi quello che è grave è che questa coalizione si presenta nella medesima composizione, anche se con un candidato sindaco diverso, ma sono convinto che i cittadini di Sciacca sapranno perfettamente comprendere qual è il senso di questa proposta e qual è il senso invece della nostra proposta, che si pone in netta discontinuità rispetto al passato.